Le crociere a Venezia arrivano, nel 2021 avevamo approdi 0, nel 2023 abbiamo lavorato. Con una previsione di 500.000 passeggeri a fronte dei 238.000 del 2022 e per il 2027 si parla di 1 milione di croceristi, il doppio, di cui 900.000 in modalità home port con 385 toccate di grandi navi. Sono questi in proiezione i numeri che potrebbe raggiungere il porto di Venezia. La cosa più importante è che riusciremo ad avere la disponibilità delle banchine di Fusina, che non solo consentiranno di avere un maggior numero di navi, che rispetto al 2022 saranno circa un 36% in più, ma la qualità dei croceristi sarà notevolmente diversa, perché a Fusina riusciremo a ospitare navi di lusso che quindi si fermeranno più di una notte a Venezia e quindi non sarà semplicemente un mordi e fuggi. Il nostro obiettivo è quello di portare navi, ovviamente necessariamente più piccole, con un numero di passeggeri minore, ma che si fermino più tempo a Venezia. Le stime sono state rese note nel corso della presentazione della stagione croceristica, occasione anche per fare il punto sugli interventi futuri. Avremo Canale Nord lato nord, una banchina, un ormeggio disponibile. In futuro progettiamo e realizziamo una stazione marittima con 2 ormeggi da 300 metri, Canale Nord lato nord, e in parallelo andiamo a lavorare sull'accessibilità, cioè caratterizzazione, progettazione e adeguamento del canale Malamocco Marghera e del Vittorio Emanuele in modo minimale, cioè andiamo a studiare una classe di navi che possa in modo ovviamente compatibile con i ritmi della laguna transitare tra Marghera e Venezia